Siamo a San Zeno di Montagna, località a 600 metri di quota sulle pendici del Monte Baldo, dove si può godere una splendida visuale del lago di Garda. Qui il Verona Calcio Femminile sta preparando al suo 15° campionato consecutivo in Serie A. Lavoro quotidiano con doppia seduta giornaliera per le ragazze allenate da Renato Longega. Andiamo a seguire la giornata delle ragazze giallo-blu, andiamo a sentire anche le nuove arrivate con la maglia del Verona Calcio Femminile. Renato Longega veniva soprannominato il Ferguson del Garda, adesso sarà il Ferguson dell'Adige o della città di Verona. Con Renato Longega, allenatore del Verona Bardolino o Verona Calcio Femminile, parliamo di squadra ma parliamo anche di società. Partiamo dalla società, una società che ormai è radicata nel capoluogo scaligero. Sì, questa è stata una scelta, già miravamo da parecchi anni a venire a Verona, ci siamo riusciti, siamo contenti, ringraziamo tutti quelli che ce l'hanno permesso e speriamo di portare in alto questo nome perché la città lo merita. Tra l'altro un impianto di primo ordine come il sintetico di ultima generazione dello stadio Olivieri, proprio vicinissimo allo stadio Bentegodi, dove insomma i veronesi sono chiamati a fare la loro parte. Sì, già abbiamo notato lo scorso anno un incremento del pubblico, oltretutto giochiamo in un bellissimo impianto, in una zona sportiva, per cui speriamo che gli spettatori vengano sempre di più, noi faremo il possibile per cercare di allietare questi pomeriggi. Passando al lato tecnico, allora è una squadra giallo-blu che si sta allenando intensamente qui a San Zeno di Montagna, ci sono buone prospettive per quel che si vede. Sì, direi che siamo contenti di quello che abbiamo fatto, abbiamo soprattutto un grandissimo gruppo, abbiamo preso delle brave ragazze, tante altre ne avevamo, per cui credo che quest'anno ci sarà da divertirsi. Due arrivi importanti, due nazionali, Carolina Pini che viene addirittura dal Bayern di Monaco, anche se è italianissima, e Marta Carissimi dal Torino, insomma due innesti sicuramente di qualità. Direi che sono due nazionali, per cui sicuramente abbiamo dato spessore alla nostra squadra, soprattutto in un reparto dove avevamo qualche lacuna, per cui reputiamo di essere una delle squadre più competitive per il prossimo campionato. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. Carolina Pini, dopo 4 anni nella Bundesliga in Germania, nel Bayern di Monaco, è ritornata in Italia. Insomma, quali sensazioni nel ritorno a casa, diciamo? Beh, bellissime sensazioni, l'Italia è unica e quindi comunque il mio obiettivo iniziale era quello di andare all'estero per imparare e poter portare poi comunque la mia esperienza in Italia, quindi un ritorno interessante, poi comunque per la squadra giallo-blu che era da anni che mi seguiva, è per me comunque un coronamento, diciamo, di un progetto che si portava avanti da 3-4 anni già.
Cosa ti ha sorpreso di più, cosa ti è sembrato più diverso rispetto al calcio femminile italiano in Germania al Bayern? Senz'altro la mentalità anche proprio delle persone, per questo sta crescendo molto il calcio femminile in Germania, come anche altri sport, perché comunque hanno una mentalità molto più aperta, proprio anche per quanto riguarda gli sport femminili. E cosa mi ha sorpreso è la mentalità proprio delle ragazze. Noi ci allenavamo 7 volte in 5 giorni e in più nelle pause pranzo o tra una lezione e l'altra dell'università le ragazze andavano spontaneamente in palestra a fare comunque qualcosa di più. E quindi niente, si vede proprio questa mentalità di voler crescere a prescindere comunque da qualsiasi cosa, crescere personalmente. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah. Francesco Pellegrini, nuovo preparatore atletico di questa squadra giallo-blu, come hai visto le ragazze dopo questi primi giorni di preparazione qui a San Zeno? Sinceramente grande impegno, grande motivazione e questo è di buon auspicio per la stagione, diciamo. Vieni dal calcio maschile con esperienze sia da atleta che da preparatore, così a prima vista quali ritieni siano le differenze principali, anche, soprattutto dal punto di vista fisico, tra il maschile e il femminile? Sicuramente c'è più forza a livello del maschile, più prestanza fisica, tutto ciò che si vuole, però vedo che c'è molta più partecipazione e più motivazione nell'ambito femminile. You get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie mama, 1 A to Z. My sisters all on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My tea, waka, waka, my waka, waka, my Sangin' sis, my Zimbabwe, yeah. 'Cause this is Africa. Melania Gabbiadini, capitano di questa squadra che si presenta per questo 15° campionato consecutivo in Serie A, con quali prospettive? Beh, sicuramente quest'anno vogliamo vincere il campionato. L'anno scorso è andata come è andata, c'è stata un po' abbiamo avuto una squadra ridimensionata, quindi quello che si è riuscito a fare abbiamo fatto. Quest'anno partiamo sicuramente col piede giusto, abbiamo fatto 2 acquisti importanti, la squadra c'è e speriamo di mettere in gioco le carte del Bardolino e insomma di vincere, di giocare bene, di far bene e speriamo di vincere il campionato, poi se quello che verrà verrà. E soprattutto insomma che sia un campionato positivo anche per te dopo una stagione un po' tribolata tra infortuni e vicissitudini varie. Sì, l'anno scorso non è stato l'anno migliore, spero quest'anno di non aver nulla, l'importante insomma è la salute, poi penso che con gli allenamenti la forma la si prende, spero non ci sia nessun intoppo e di riuscire a tirare avanti tutto il campionato.